La terza sezione della Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal GUP nei confronti dell'ex sindaco di Agrigento ed ex senatore Calogero Sodano, accusato di associazione mafiosa. I giudici hanno anche condannato la parte civile a risarcire l'avvocato Nino Mornino, legale dell'imputato, con la somma di 1.000 euro per aver utilizzato nei suoi confronti in uno scritto a sua firma espressioni diffamatorie. Sodano era difeso, oltre che da Mornino, dagli avvocati Teo Caldarone e Salvatore Pennica. Secondo la Procura Generale, rappresentata in aula da Giuseppe Fici, che aveva chiesto la condanna di Sodano a 6 anni, l'imputato aveva stretto degli accordi con le famiglie mafiose dell'Agrigentino per ottenere il sostegno alle elezioni di sindaco del 1993 e del 1997, poi alle politiche del 2001, in cambio dell'aiuto del clan. Secondo sempre l'accusa, il politico avrebbe favorito l'affidamento dei lavori di riqualificazione di Villasete e Monserrato al consorzio Ecoterra, ritenuto nell'interesse di Cosa Nostra. Senatore Sodano, una bella soddisfazione questa sentenza che arriva anche per lei stesso, per la sua sanità e per la sua famiglia? Ma sicuramente, anche se queste sofferenze non si cancellano in un solo giorno, stiamo parlando di circa 12 anni di insulti, di contumelie, di bugie, di falsità messi in atto da qualcuno, dalla parte civile. Certo, mi ripaga però una cosa importante: i messaggi e le telefonate che ho ricevuto da ieri fino ad oggi da centinaia di persone, amici, anche conoscenti che fanno festa assieme a me, anche se non è per me una festa, è un riconoscimento di una persona che ha lavorato per questa città con grande abnegazione, non avendo avuto rapporti né con la criminalità organizzata né tantomeno con la mafia, che ho sempre combattuto, e questo solo mi ripaga, e ripaga soprattutto i miei figli e mia moglie, e anche l'ultimo nato, il mio nipotino, che ha 14 mesi. Ora che sarà più tranquillo, a cosa si dedicherà? A mio nipote, soltanto a mio nipote. Cercherò di dare una mano all'amministrazione per cercare di sollevare questa città, perché il sindaco Franco Miscichè è veramente una persona per bene. Se vuole qualche consiglio ora potrei anche darlo.